gente è convinta di prendersi, insomma, delle cose che fanno bene alla gola, alla voce, e invece mi stai trascinando nel tuo passo del round. Non posso fare la puntata e continuare così, sembriamo un po' Renato. Un po' Renato. La questione è tu prova a farlo con i tuoi figli. Insegnali buone maniere e per contagio loro Ah, è vero. Adesso Sembra una pilloletta. questo seminario. Ah dai, a parte gli scherzi, perché abbiamo parlato anche del colluttorio? Perché bisogna stare attenti. Allora lui, da Cabadore, è musicista e cantautore, cosa ha detto? Siamo seri adesso, a fine febbraio organizziamo un seminario in cui io vi svelerò delle cose molto importanti sulla voce, sulle tecniche vocali. Sì, il seminario si chiama Usare la voce per vivere meglio, che mi è sembrato un termine diretto per arrivare ai ragazzi, dato che oggi c'è stato un incremento nei ragazzi della voglia di cantare. La televisione, chi è che oggi in Sardegna, in Italia, nel mondo non vuole andare in televisione? Tutti, è il mestiere di tutti. Il mestiere di tutti, è facilissimo andare in televisione, basta iscriverti a un concorso, un po' come io ho vinto questo del Salvador. E tu sei lì, ti ritrovi catapultato in televisione. Allora abbiamo pensato, come mai magari, prendi per esempio, parlando di Sardegna, Valerio Scano, quel ragazzo della Maddalena, no? Adesso per esempio è sparito di colpo dalla televisione. Pensa che lo stanno cercando in tutti i luoghi, in tutti i laghi, non si trova più Valerio. E questo è il destino. Allora noi abbiamo fatto, per capitare una cosa così, Giuliano di X Factor. Dov'è? Allora X Factor, dov'è Giuliano? Corso Trinità, non dirlo! Circolo Bar. No, non si dice. E perché tu hai detto, io ho detto, per non fare la fine di Valerio, di Giuliano, tu per esempio, adesso sei in televisione, dove sarà Stefano Di Franco fra 2 anni? Per evitare questo, andiamo al seminario, esatto, dove impareremo intanto a usare la voce. Beh, non solo usare bene la voce, insegnerai anche, dopo la tua esperienza, a stare nello spettacolo. Perché la voce non è solo patrimonio dei cantanti, ma è patrimonio dell'umanità. Tutti usiamo la voce, perché la voce è veramente una cosa straordinaria, è l'unico strumento, pensa, gratuito che nos ha dato nostro Signore, che oggi si può anche vedere. Io collaboro con questo scienziato di Ravenna che si chiama Franco Fussi, portiamo per la prima volta, pensate, in Sardegna, a Grattisi, questo cammino dove spieghiamo che la voce è patrimonio dell'umanità e quindi bisogna farne tesoro, bisogna custodirlo in questa teca che si trova qua dietro la tiroide delle corde vocali, e porteremo in questo viaggio tutti i ragazzi che vogliono partecipare. Quindi se volete partecipare troverete un bando, sintonizzatevi sul mio sito che è www.poldesanti.it. Ma non Poldesanti! Aiutiamo la gente, aiutiamo! In sovraimpressione c'è scritto il suo sito giusto, i suoi recapiti. Io adesso devo mandare la pubblicità. Mi raccomando, guardate che non sto scherzando. Lui scherza, fa finta di scherzare sempre, ma c'è tanto da imparare. Perché io un giorno mi piacerebbe veramente raccontare, come ha fatto Zucchero nel libro, la tua storia, perché hai delle cose incredibili. Però lo faremo in una prossima puntata. Pubblicità e torniamo con un altro personaggio che, ragazzi, non è da perdere.